Pizza, caffè, gelato, pasta, vino. Se pensiamo all'Italia, una delle prime cose che ci vengono in mente è la dolce vita. Ma cosa sarebbe la dolce vita senza il cibo? Gli italiani sono riusciti a trasformare la loro cucina in un simbolo di identità. Ma come l'hanno fatto? Noi curiosi l'abbiamo scoperto. Iana dalla Ucraina, Paola dalla Spagna, Olga dalla Bielorussia, Ahmad dall'Egitto e Elisa dalla Germania. Eccola! Vi presentiamo la formula della felicità, o come godere la dolce vita in 3 settimane. Prima di iniziare dovevamo trovare dei bravi masterchef e nessun altro all'infuori delle nostre Miki, Eleonora, Maddalena, Gabriella, Sara Vlogger e della grande Laura Zuzzi potevano creare questo capolavoro della cucina internazionale. Ora dobbiamo raccogliere tutti gli ingredienti. Sono importanti perché saranno la base del nostro piatto. ingredienti. Ci volevano 20 curiosi da 9 paesi. Non dimenticare Marina! Con tanta voglia di scoprire e saziare la fame di sapere. La base del nostro piatto è la città di Pordenone. La meraviglia dei palazzi affrescati ci ha ispirato e ci ha lasciato con gli occhi spalancati. È così ricca di sapori tradizionali, gusti particolari e spezie diverse. E cosa sarebbe la nostra lista senza l'aggiunta di cornie sfiziose? Attenzione alle proporzioni! Ogni 2 giorni di sole, almeno uno di nuvole e qualche goccia. Che l'aria fresca pare già una festa, che bella cosa una giornata di sole. Trovati tutti gli ingredienti? Adesso possiamo passare alla preparazione. Però attenzione! È un piatto impegnativo, perché ci vogliono 3 settimane di lavoro molto intenso, anche troppo. Per preparare il piatto della felicità si deve procedere in questo ordine. Mettere sul fuoco l'acqua salata del mare Adriatico per far bollire i curiosi insieme ai poeti ispirati da Trieste. Aggiungere il colore e la storia dei mosaici di Aquilea e l'arte di crearli che abbiamo scoperto a Spilimbergo. Per ottenere un piatto saporito è importante che il cuoco sia sempre ispirato dallo spirito medievale di Valvasone e il mangione sia pronto a godere di nuove sensazioni come quelle evocate dal Museo Sensoriale SMO. Facciamo dorare questo mix come si fanno dorare il fricco e la polenta a Cividale, così che diventi una ricetta che meriti di essere presente al Festival di Udine Doc. Mescolando l'aria fresca delle Dolomiti, l'acqua chiara e turchese del lago di Barcis, che rispecchia tutto il nostro processo fino adesso, viene accompagnata da un movimento lento in un luogo protetto con dinamiche di gruppo ecosostenibili. Ovvero abbiamo fatto una passeggiata lungo la vecchia strada di Barcis con gli elmetti in testa. Aggiungere un pizzico d'amaro per esaltare la dolcezza dell'insieme. Una volta che l'amaro abbia insaporito l'impasto, dobbiamo tornare alle radici del gusto. Il prosciutto artigianale di San Daniele ci mette lo zampino e il vino friulano accompagna il cotechino. Passando dal maiale all'equino, siamo andati qui vicino per scoprire come si può stare a cavallo fra 2 culture, ovviamente visto che eravamo a Gorizia. L'impasto a questo punto lievita, frizza e ribolle, grazie ad un festival bello da strapparsi i capelli, Pordenone Legge. A questo punto è il momento della farcitura, che è stata preparata in precedenza con zelo, amore e fantasia e lasciata riposare in luogo fresco da parte delle nostre masterchef. Le esperienze che abbiamo fatto nell'ambito di alcune eccellenze produttive e manufatturiere del Pordenonese sono state sicuramente la ciliegina sulla torta. Attenzione! Saltare qualche passaggio potrebbe rovinare tutta la ricetta.
Se tutte le fasi verranno rispettate, invece, il risultato sarà di grande soddisfazione. Amicizia. Interculturalità. Conoscenza del territorio. Approfondimento della lingua. Gusto.